Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro maretto veneziano per, come si suol dire, delle sibille, perché d'ora in avanti abbiamo deciso, il legale maretto veneziano, di cambiare l'impostazione del nostro format, e cioè nel senso che alla mattina, in alcune mattine in cui ho messo, come si suol dire, la possibilità di fare delle domande gratuite, per coprire quella fascia di persone che magari oggi è la prima volta che alle 10 di mattina voi vedete il vostro maretto veneziano che fa questa cosa qui, ma d'ora in avanti ci sarà praticamente la possibilità a tutte quelle persone che alla mattina non possono, cioè possono e alla sera non possono, fare delle domande alle sibille del vostro maretto veneziano o al pendolino. Quindi chi vuole fare delle domande sia per il pendolino o per le sibille, il vostro maretto veneziano, solo il vostro maretto veneziano, e vi ricordo che alla sera invece alle 21:30 di venerdì ci sarà il De Garda, solo il De Garda. Cioè praticamente ci siamo divisi questa fascia, così che più persone possono fare domande e approfittare di questa cosa. Proprio perché ci siamo resi conto che molte persone vorrebbero fare domande, ma si sentono poi le filippiche o del maretto veneziano su prodotti che poi magari non riescono neanche a stampare, e quindi dice. Ciao Maurizio, ciao Cinzia e ciao Marina, no? Quindi sì, Cinzia, esatto. Quindi esatto, potete fare le domande proprio per le spille, vedete? Queste. Oggi, d'ora in avanti, iniziamo un nuovo format, ci saranno sia le sibille che il pendolino per mezz'ora, sempre a 10 mattina, a alcuni giorni della settimana. In più vi ricordo, al venerdì sera, bene Marina per le domande, buongiorno Tiziana, quindi praticamente ci sarà questa mezz'oretta in cui il vostro maretto veneziano, ogni mattina alle 10, lo ripeto, abbiamo cambiato format proprio perché abbiamo ricevuto tante richieste di poter fare anche le sibille la mattina, no? E chiaramente alla sera rimangono sempre invariate. Venerdì sera 21:30 il De Garda, lunedì sera il De Garda 21:30, sabato alle 16 maretto veneziano e mercoledì 20:30 maretto veneziano. Con il De Garda al sabato e al mercoledì ci sarà sempre il supporto del De Garda. Invece durante le live di De Garda sarà solo il De Garda, e invece la mattina saranno un po' di splash, no? Un pochettino giocose, un pochettino senza troppa serietà, ma saranno sempre importanti queste come si dice, risposte. Cioè magari io darò la battuta, cercherò di farla un po' giocosa la cosa, ma alla fine saranno vere come se non si scherza sopra. Bene, iniziamo con i primi coraggiosi che non hanno paura di niente delle risposte al vostro maretto veneziano. Prima vedremo magari col pendolino, però prima di iniziare questa cosa qua vorrei consigliarvi anche due circuiti, forse anche tre, no? Prima di tutto il circuito tra l'armonia tra le persone, che potete trovare nei migliori gruppi di Facebook di Laura Ciofini, di Il De Garda Maretto Veneziano e di Paola Chirilli. Paola Chirilli nei suoi gruppi Facebook di social di radiestesia ce l'ha nel cantiere, cioè c'è nella sezione file, no? E anche praticamente il circuito di coraggio, che in questi periodi in cui bisogna fare scelte coraggiose noi dobbiamo dare questa possibilità. Vi ricordo anche che chi è collegato con Face e scrive la domanda, il problema è che si deve orientare a iscriversi al tubo, per il semplice fatto che noi le domande di Face non riusciamo a vederle, quindi magari ci sarà gente che ti sei innamorato di qua dentro me, Marina? La Marina mi fa una domanda, comunque rispondiamo dopo. Quindi capite che se volete un po' di coraggio, questo circuito lo potete tranquillamente trovare nel sito capitano.altavista.org o negli altri gruppi di Facebook di De Garda Maretto Veneziano o di Laura Ciofini o della famosissima Paola Chiarilli. Bene, andiamo avanti.
Saluto gli amici che si sono uniti: Eleonora, Marina, Lino, Tiziana, che ormai è una colonna, Cinzia e Maurizio Antonio. Bene, partiamo subito con la prima domanda, un bando alle ciance, e iniziamo a scaldare i motori. Buongiorno Marietto e Ilde. Ilde adesso sta facendo altre cose, sta lavorando alacremente come il Marietto, ovviamente. No? Posso chiedere se ci sarà un ritorno di Giuseppe 1807 78 e Cinzia 03 12 72. Vediamo un po' se ci sarà questo ritorno tra il Giuseppe e la Cinzia. Mischiamo le nostre sibille. Le nostre sibille le mischiamo bene tra la Cinzia e Roberto. Vediamo un po' cosa potrebbe succedere tra Cinzia e Roberto. Vediamo un po' tra Cinzia e Roberto se ci sarà un ritorno. Al taglio, Gran Signore e conversazione. Quindi vedete già che si parte bene. Cinzia, stiamo partendo bene perché Gran Signore e conversazione vuol dire che ci sarà sicuramente qualcosina. Vediamo bene. La matrice, nemica, falsità, stanza, nemico. Beh, diciamo che il passato è stato tourbillon. Vediamo però come potrebbe svilupparsi. Vediamo un po'. Finale. Beh, allora, vediamo un po' il passato. Vediamo un po' il passato, e il passato, mettiamoci bene per la cincetta. Guarda. Bene. Allora, qui vediamo che è entrato in scena anche qualcuna, cioè tu eri molto speranzosa, il passato così, speranzosa, però vedi che abbiamo falsità, casa e nemico, insomma, hai avuto un passato con questo, fammelo vedere bene il... sempre lui, Cinzia e Giuseppe. Con Giuseppe, Cinzia, vedi, tu hai avuto una nemica e un nemico che potrebbe essere lui, e vedi falsità, insomma, hai avuto un passato da maremoto, uno tsunami molto probabilmente di emozioni, però c'era molta fumo ma poco arrosto, diciamo, c'era molta, da te si vede qui una matrice, vedi, la matrice sta a indicare che tu praticamente ci credevi, però c'è stata una marea di favole con tante persone che si sono molto probabilmente messe in mezzo di traverso, e praticamente sei rimasta un pochettino, non dico amareggiata, ma diciamo che in effetti ti aspettavi di più, meritavi di più. Per il futuro, per il presente, riceverai un messaggio, se non l'hai ricevuto, però sembra che la situazione sia bloccata, vedi che c'è praticamente il blocco della prigione, c'è l'amore, no? E però deliranti, quindi penso che riceverai molto probabilmente un messaggio, no? Che però al posto di illuminare, di dare di nuovo allegria, no? Diciamo che bloccherà tutto, anche se vedi che c'è l'amore, però l'amore tra prigione e deliranti, devi capire che questa persona si fa poi anche influenzare, si fa influenzare da... Quindi il passato è stato da maremoto, tsunami, anche se tu ci credevi però hai raccolto poco. Il futuro riceverai un messaggio molto probabilmente, però vedo un grande blocco e questa persona che si fa trascinare, vedo uno piccolo accenno di amore che potrebbe riaccendere, però vedo ancora che il futuro prossimo, nei prossimi mesi, no? Cosa succederà? Succederà ancora che Cinzia starai molto male, cioè nel senso che ci hai creduto ancora in questo messaggio che ti spedirà, che questi contatti che avrete, però vedi Cinzia, qui la situazione con questa carta molto importante, dispiacere, ti lascerà ancora, vedi, il mercante che è vicino a dispiacere raffredda, no? E c'è questa allegria di cuore, però vicino a dispiacere e mercante sarà una cosa fredda che cercherà un attimino di come si suol dire, di accendere, no? Però
partendo da questo presente che è bloccato, questi dispiaceri, questa freddezza, perché il mercante vicino ai dispiaceri sta... Insomma, questa allegria di cuore è ancora una tua scintilla, una scintilla che però, vedi, potrebbe essere anche interpretata nel fatto che vedi che ci sono 3 persone. Quindi potrebbe, visto che stiamo facendo se lui torna, molto probabilmente la donna in questo caso è lui, e le 2 persone, ci potrebbe essere anche un'altra persona che gira intorno al Signore, a questo personaggio. Poi il futuro però c'è un blocco ancora e praticamente vedo però la tua costanza, vedi con la costanza c'è ancora un blocco forte, la morte e questo domestico che sembrerebbe quasi che vorrebbe ripartire, sebbene vedi qui nella linea prima c'è stato il piacere, freddezza del mercante e una persona vicino in più, perché questa allegrezza del cuore devi capire che con 2 carte negative così ti porterà in un certo senso a dubitare che ci sia un'altra donna, molto probabilmente c'è. E poi vedi morte, domestico, però c'è la costanza. E qui tu tieni duro nel futuro prossimo, e le carte finali però non sono negative, perché vedi c'è militare, lettera, casa e la riunione. Quindi le 2 ultime carte fanno capire che combatterai duramente, perché vedi militare, poi ci sarà un messaggio e poi alla fine sarai ricompensata, quindi ci avrai casa e riunione. Quindi, se diciamo che la parte passata che hai vissuto, la parte presente che ti si aspetta dei mesi molto importanti, impegnativi, di lacrime e sangue, però alla fine tu chiudi in bellezza perché hai costanza e hai queste 4 carte che sono praticamente quelle che ti danno la certezza, la vittoria in mano, vedi, casa, la riunione, lettera, militare. Certo, ci potrebbe essere ancora qualche segreto, ma qui secondo me la carta sta a indicare che combatterai duro e resisterai perché sei anticipato alla costanza. Quindi io direi che avrai un periodo molto, molto, molto importante, molto, come si suol dire, di dispiaceri, di delusioni, ma alla fine il Giuseppe torna a casa, torna verso di te, perché hai queste 4 carte finali, la conclusione è dalla tua parte. Però ti avviso, passerai, Cinzia, dei periodi impegnativi, che non saranno scherzi. Bene, andiamo alla prossima domandina, se ce n'è ancora una, vediamo. La Marina. Vediamo un po' dove fa. Ecco, scusate che devo mettere un po' fuoco. La Marina, cosa ci chiede Marina? Volevo chiedere come andrà la serata di oggi. Marina, la serata dipende, in senso di cuore, in senso di lavoro, presumo di cuore. Va bene, vediamo un po' la Marina che ci chiede del 26/09/92 come andrà la serata di oggi. Vediamo un po', però giro solo 5 carte, Marina, per il semplice fatto che sono praticamente come si può dire, una domanda semplice, no? Vediamo un po' la serata di oggi, vediamo un po' per Marina. La serata per Marina, vediamo un po'. Dottore, è dispiacere. Qui vediamo un po' che la serata sarà un pochettino impegnativa, diciamo, la partenza. Però non disperiamoci, vediamo un po' cosa potrebbe... Ammalato, superbia, speranza, abbiamo consolazione. Diciamo che la situazione di partenza, vedi? La situazione di partenza è stata un pochettino tremolante, è stata tremolante, però diciamo che, vedi, abbiamo ammalato e superbia. Qui ci deve essere un cambiamento. Tu parti molto speranzosa e gran consolazione, gran signore. Cioè, qui praticamente tu parti da una situazione estremamente svantaggiosa, Marina. Cioè, che ti tremano un po' le gambette, no? Nel senso che, insomma, vedi, ammalato e superbia quando vicino a ammalato ingigantisce il problema, no?
Però dopo le tue speranze, le tue, come si dice, le tue idee di voler migliorare le cose, e alla fine gran consolazione e gran Signore. Quindi io non so se è un affare di cuore e non di denaro, molto probabilmente incontrerai o avrai un incontro o se anche un'uscita con delle amiche, non so io. Comunque la partenza è un po' da diesel, no? Devi insomma carburare, ma poi la serata sembra che gran consolazione, gran Signore e la speranza siano buone, però la partenza è da tremarella, diciamo che sarà una bella serata, però diciamo che l'idea di questo incontro, di questa serata sarà un pochettino da tremarella, però alla fine se incontri una persona sarà veramente un personaggio in gamba, gran Signore, quindi poi gran consolazione. Insomma, top. Marina, vai. E alla grande. Andiamo avanti. Lino, ciao. Io Lino, 6666, una data proprio top. No? E lei Arianna 28 dice chiedo se ci sarà un ritorno, grazie. Arianna 28 10 77. Allora Arianna e Lino, vediamo un po'. Arianna e Lino, vediamo se ci sarà questo comeback, questo ritorno per Arianna e Lino. Arianna e Lino, se ci sarà un ritorno. Vediamo un po'. Sacerdote e gelosia. La cosa parte un po' fredda, parte molto fredda perché c'è tanta gelosia e tanta freddezza. Tanta gelosia e tanta freddezza. Ma vediamo un po'. Il nemico, morte, viaggio, dottore e disgrazia. Il passato, Lino, è stato malinconia, vedovo, falsità, perché signora, sospiri, gran consolazione, gran Signore, speranza, conversazione, mettiamo bene, messaggero, dottore, costanza, la riunione e dispiacere. Allora, Lino, qui le sibille, dovrei andare a prendere la carta per riuscire a dire veramente come le storie, però cercherò di indorare la pillola, Lino, però. Allora, il passato è stato veramente molto, molto burrascoso, vedi? Avevate sicuramente, è stato un inizio di guerra, vedi? Nemico, morte, un cambiamento ancora, dottore e praticamente disgrazia. Quindi il passato con questa signora del nome Anna è stato veramente tosto, e capisco che insomma dovete aver avuto un passato con anche dei nemici, molto probabilmente delle persone che si infilavano dentro, avete cercato molto probabilmente di cambiare o di fare un viaggio, però vedi, dottore, disgrazia ancora è sempre stata una cosa da maremoto. Il futuro, vedi, io adesso vedo qua la malinconia e vedo una donna. Molto probabilmente, visto che tu chiedi per lei, quindi sei tu un po' malinconico, però vedi freddezza, falsità. Queste due carte sono due carte importanti che fanno capire che c'è nel presente, il passato è stato veramente tosto, tosto da cardiospirina. Il presente, vedi Lino, è ancora importante perché molto probabilmente lei può essere malinconica, però vedi che c'è questa freddezza, questa chiusura, poi falsità, ci sono ancora delle cose dette e non dette, e ci potrebbe essere anche lo zampino di qualcuna, vedi? Perché signora, io adesso la interpreto così perché in questo maremoto di carte veramente toste, importanti, che hanno cercato di dividervi e lo hanno fatto con grande successo, vedi morte, disgrazia, vedovo, no? Non so se c'è il zampino di una signora, di qualcuna che magari ha influenzato, però per il futuro prossimo potrebbe cambiare perché la cosa cambierà. Vedi? Abbiamo sospiri, gran consolazione e gran Signore. Quindi qui io vedo che c'è un cambiamento di rotta. Se adesso il passato, il presente è da terza, quarta, quinta guerra mondiale, nel futuro prossimo, invece vedo dei cambiamenti forti, vedi, sospiri, gran consolazione e gran Signore fanno capire
che la rotta potrebbe cambiare proprio radicalmente, potrebbe proprio succedere di tutto e di più. Sono delle bellissime carte in confronto a quelle che stai vivendo in questo momento. Poi vedi, abbiamo speranza, conversazione e messaggio. Quindi cosa fa capire? Che molto probabilmente riallaccerai con dei messaggi, no? Con dei social o il telefono, e riaccenderai la miccia della passione con speranza e conversazione. Ci sarà veramente qualcosa che farà capire che ci sarà la possibilità di riallacciare. Proprio perché, vedi, si parte qua da un certo punto del vostro, come si dice, del vostro tentare di riunirvi dopo questo periodo tosto, che sono tutte carte positive, sospiri, gran consolazione, gran signore, che molto probabilmente sei te, no? Nei suoi confronti, una persona molto, che insomma, alla fine sembra che ci tenga molto, e poi vedi sospiri, lettera, quindi ci sarà una comunicazione e ricomincerete a parlare, no? E però il finale è veramente buono. Il finale sembra che con tutto il maremoto che avete fatto c'è domestico, costanza, la tua molto probabilmente, la riunione, questa è una carta molto importante, però attenzione che ci sarà ancora qualcosa che bolle in pentola. Io ti posso dire che la riunione ci sarà perché è uscita la carta della riunione, però nei prossimi 3-6 mesi devo dire che, vedi, questa carta qua è una carta che picchia duro, La riunione ci sarà perché c'è, perché è premiata anche dalla costanza, quindi vuol dire che tu, vedi, lavori sodo per la riunione. Quindi la tua domanda direi di sì, però attenzione, suderai molto, sette camicie, sei partito da una situazione estremamente impegnativa e svantaggiosa, ma alla fine le sibille dicono che sarai vittorioso. Io dico che le sibille dicono proprio di sì. La riunione ci sarà e te la meriti perché, guarda, quelle carte lì sei stato veramente attaccato adesso a sinistra. Bene, andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualche domandina da evadere. Cosa dico? Ma mi sono... i quadri poi devi chiederlo a Eleonora, c'è Marietto. Eleonora, come andrà la mia situazione sentimentale? 13.884. Vediamo un po' la situazione sentimentale di Eleonora. Se volete, dopo che avete fatto la domanda, potete anche cancellarla, così non vedo gli altri che verranno a vedere, gli altri 100-150 persone che vedranno questa live, non vedono i vostri commenti col cognome. Quindi è un consiglio che do praticamente alle persone che non vogliono far vedere proprio quello. Bene, vediamo Eleonora come andrà la situazione sentimentale 13.884. Bene. Eleonora 13.884. Ditemi Sibille come andrà la sua situazione sentimentale. Voilà. Casa e ammalato. Queste sono carte. C'è un rinnovamento, c'è qualcosa che vuol guarire, ma in un posto sicuro. Quindi diciamo che la situazione è in via di guarigione. Mercante, militare, bambino, artista e stanza. Questa è la linea del passato, la linea presente, deliranti, magi preziosi, donne in servizio, lettera. Il futuro, allegria, sacerdote, disgrazia, gran consolazione, superbia. Prigione, e qui vediamo. Allora, io adesso non so se Eleonora ha un compagno o meno, no? Però parliamo sempre teoricamente del passato. Nel passato vediamo freddezza e segreti. All'inizio c'è qualcosa che bolle in pentola, però vediamo militare e mercante, la situazione era un po' impegnativa. Poi vediamo bambino, artista e stanza. Quindi c'è stato un cambiamento, un rinnovamento, una crescita, molto probabilmente si potrebbe pensare che hai conosciuto qualcuno di veramente valido, che ti ha dato sicurezza, o diciamo potresti conoscerlo nel futuro. Adesso io non so
Però diciamo che nel passato, diciamo, hai avuto sicuramente o hai conosciuto qualcuno che non valeva la pena, era un pochettino freddino, un pochettino... Poi, ultimamente, avresti potuto conoscere o hai conosciuto una persona che ha delle qualità importanti, poliedrico, sono quelli, gli artisti sono sempre quelli che cadono in piedi, perché vedi c'è vicino stanza, bambino, una nuova nascita. Quindi questa conoscenza, come si suol dire, nel passato se hai conosciuto qualcuno o è vicino a te in questo momento qualcuno o lo contatti, quella persona dalle queste carte che si vedono, vedi, è valida, molto valida. Parliamo del presente. Qui il presente è un pochettino, come si suol dire, è un pochettino così, perché vedi c'è la carta dei deliranti, no? Sembra che questa persona si faccia un pochettino abbindolare dalle amicizie, si faccia un pochettino, o c'è gente che parla, come si suol dire, fa lo spione, parla male alle spalle, però è seguita da magi preziosi, donna di servizio, Elettra. Quindi si vede che tu stai lavorando bene o diciamo c'è veramente qualcosa che ti sta impegnando. Io non so se questa persona è già una persona della tua sfera sentimentale, comunque se non lo è, no, è una persona valida che bisogna investire, nel senso che qui tu stai investendo, si vede che c'è qualcosa che ci tieni. Se invece una persona che in un certo senso potresti conoscere, è la stessa cosa, questa persona è valida. Quindi diciamo che questi pettegolezzi in questo momento che potrebbero esserci non inficeranno, non danneggeranno questa cosa qui, proprio perché si vede che questa persona è valida. Però il futuro com'è? Il futuro è un po' da montagne russe, perché vedi, ci sarà allegria di cuore, però, e qui potrebbe essere indicare che c'è un'altra persona che gira intorno all'artista, vedi? Perché qui ci sono 3 persone, quindi quando c'è il sacerdote disgrazia vuol dire che se questa persona che hai conosciuto, o mettiamola, perché chiaramente io non conosco Eleonora, o questa persona che non è ancora proprio nella tua sfera, no? Proprio chiusa nella tua sfera sentimentale, si farà travisare da un'altra persona, perché vedi c'è il sacerdote che in questo caso vicino all'egresso di cuore e disgrazie stanno a indicare che qui ci sarà un raffreddamento con l'artista. E però purtroppo andiamo sul finale, e cosa possiamo dire, Eleonora? Non proprio sul finale, diciamo che c'è prigione, superbia e consolante sorpresa. Quindi queste 3 carte stanno a indicare che questa persona che si metterà in mezzo, o si sta mettendo in mezzo, non la vedi ancora, ma c'è, no? Perché è lì che gira, porterà un blocco nella tua vita sentimentale, nella tua vita sentimentale in modo importante. Vedi, questa persona qui che si vede qua raffredderà questo artista qua e vedi ci sarà questo blocco nel futuro, o comunque è lì che gira questo blocco. E per il finale come lo vede per i tuoi sentimenti? Vedi, tu sei qua a belvedere, sei ancora speranzosa, però c'è qualcuno che di nascosto, ladro, vuol toglierti la tua felicità, ti porterà dispiaceri. Quindi adesso la situazione com'è? Sicuramente hai conosciuto qualcuno che valeva la pena investire. Tu hai investito molto in sentimenti, in cuore, però c'è una terza persona, c'è qualcuno che sta bloccando tutto questo lavoro nel futuro prossimo e lavorerà di nascosto e purtroppo io non vedo da queste sibille qua, non vedo, vedi, ladro, dispiacere. Tu stai lavorando molto, ci credi molto, però purtroppo le sibille in questo caso qua dicono che avrai dei dispiaceri. No? Quindi questa persona che è nella tua sfera ti darà dei forti dispiaceri. Se potessi darti un consiglio, se non è ancora entrata nella tua vita, stai molto attenta. Se invece è già nella tua vita, non investire troppo perché sarà una guerra, avrai una grande nemica che girerà intorno e
ti farà soffrire. Bene, andiamo alla prossima. Ciao cara Cetti, buongiorno, desideravo sapere se ci sarà un ritorno di Antonio 310166. Io tu si chiama Cetti, io non so come ti chiami tu, devi mettere il nome Cetti, perché non penso che Cetti sia un nome. Andiamo alla prossima. Bisogna essere chiari almeno il nome, perché sennò l'attendibilità delle risposte calano sotto il 60%, se non c'è il nome. Purtroppo io non posso. Antonio c'è, ma Cetti non credo che sia un nome. Bene, Antonio saluta. Ci posso chiedere se sarà una rotta, ma signori, dovete mettere il nome e la data di nascita di tutte e due, cioè non è che potete scrivere quello che volete e io non posso interpretare. Sibille si potrebbero collegare a delle scene energetiche differenti dalle vostre, capite? E quindi sarebbero già delle domande che non hanno una risposta concreta, cioè sarebbero come dire: dimmi cosa pensi il primo che passa, senza nome e cognome e data di nascita. Bene. Cinzia. Rossella, come andrà in situazione economica? Rossella, vedete, questa è una domanda chiara, 26 12 79. Bene, Rossella, rispondo. Bene, Rossella. Come andrà la sua situazione economica in futuro chiaramente. Un po' per Rossella, come andrà la sua situazione economica. Allora, Rossella, con queste carte di partenza sono delle carte super positive, fortuna e la riunione, quindi queste sono carte top. Viaggio, allegria di cuore, allegria, ammalato e malinconia. Poi, perché signora, vedo falsità, matrice, consolazione, nemica, bambino. Ecco. Allora, vediamo un po' per la Rossella che ci chiede come andrà la situazione economica. Vediamo un po' cosa possiamo dire. Allora, il passato, vediamo che ci sono o stati dei viaggi o ci sono stati cambiamenti che hanno portato allegrie importanti. Poi, nel senso economico chiaramente, poi vediamo che c'è stato un blocco, no? Scusate, vediamo un po'. Un blocco importante e praticamente la Rossella è andata un pochettino in tilt, si è sentita un pochettino amareggiata nel passato. Però diciamo che per un determinato periodo la Rossella ha avuto l'evento un po', cioè praticamente andava bene la situazione economica. E poi a un certo punto, ultimamente, c'è stato un blocco. E poi, guarda un po' qua, vecchia signora, vedovo falsità, qui sei tu che speri, però c'è una persona che è un po' anziana, che però, vedi, blocco totale, si è raffreddato tutto e sono arrivate anche delle false informazioni. Quindi, non so se questa vecchia signora che gira nella tua sfera di amicizie ha influenzato, però diciamo che il futuro prossimo sarà un futuro economico in cui devi stare attento a delle persone, soprattutto donne, che ti diranno delle cose che ti destabilizzeranno. Vedi, qui tu sei speranzoso, però vedi che hai due carte pesanti, falsità e vedovo, che stanno a indicare in questa fase qua una situazione tosta a livello, visto che la domanda era rivolta a livello economico, la situazione era tosta, cioè sarà tosta, quindi però tu sei molto, questa è una carta positiva, tu hai sempre una positività dalle tue parti. Nel futuro prossimo, no? Nel senso, questa è la realtà, adesso tu stai tremando un pochettino, ma hai un carattere forte, un carattere, come si suol dire, che non si fa tanto abbindolare da gente che racconta favole o raffreddate, c'è questa signora anziana che sta lavorando un pochettino alle tue spalle, che si vede che sta frenando. Ma nel futuro prossimo abbiamo gran consolazione, nemica, quindi devi stare attento a una donna giovane che cercherà di frenarti a livello economico, però tu hai qualche carta, nel senso hai qualche chance di cambiare le cose, perché sta per far rinascere qualcosa
E vedo qui qualcuno, vedi, qualcuno di importante, perché artista a livello economico e sta a indicare qualcuno di veramente, come si suol dire, quelli che cadono sempre in piedi, quelli che hanno di quelle qualità che se li prendi da parte escono dall'altra. Quindi ci sarà qualcuno che ti darà una mano, anche se vedi deliranti cercheranno di parlare male di te, parlare, insomma, cercheranno lui, a questo qui che vuole aiutarti di depistarti. Quindi però c'è questa nuova nascita, vedi, questo nuovo incontro, direi, molto probabilmente incontri qualcuno di nuovo o lo conosci già, ma nascerà un business nuovo. Però attenzione che ci saranno persone che, come questa vecchia signora, parleranno male molto probabilmente, deliranti sempre una carta, o lo consiglieranno male, pensare che sarà influenzato. Il finale com'è? Il finale è un pochettino da montagne russe, perché vedi, riceverai una lettera che però non devi prendere sotto gamba, perché ti bloccherà ancora. Però vedi che c'è anche la casa è un posto di sicurezza, quindi riceverai qualcosa che devi stare attenta, ma alla fine la casa ti darà soddisfazione. Quindi come la vedrei in tutto? Alla fine ce la farai, e avrai l'aiuto di una persona importante, magari che conosci già, e ti tirerà fuori da questo mare che hai adesso in questo momento qui di veramente pressione, molto probabilmente ti dico, dato da una signora più grande di te, no? E che dice cose che non sono vere o ti ha detto cose che ti hanno un po' depistato, ma la tua forza è che hai una, come si dice, una grande volontà di farcela, no? Quindi stai tranquilla. Il problema cos'è? È che ancora riceverai in futuro prossimo delle comunicazioni, non prenderle sotto gamba perché vogliono portarti a bloccarti, però vedi alla finale c'è la carta che è dalla tua parte, la casa. Quindi grande tribolazione, avrai in aiuto di una persona maschio con delle qualità che ti darà una possibilità in più, e stai attento alle male lingue, perché vedo che ci sono molte persone che parlano male, sono gelose, no? Parlano male di te perché vedono anche tu che stai lavorando questa futura persona che incontrerai o che conosci, che ha delle qualità sopra la media, che ti darà una mano, e alla fine con dei messaggi, delle lettere cercheranno di frenarti, ma alla fine ce la farai. Quindi Rossella, tieni duro. Andiamo avanti. Cinzia mi dice, scusa Cinzia, sai, adesso sono le Sibille che parlano, non sono io, comunque non sapevo di questo. Andiamo avanti. Mary, vediamo, accetti, cosa dice buongiorno? Concetta, ecco, Concetta, cara, mi dice alla fine le cose, devi dirmele prima, Concetta, non è che puoi scrivermi i messaggi. Dai, facciamoci sta Concetta che poverina non sapeva che bisognava mettere il nome per marito. Allora, buongiorno, volevo sapere se ci sarà un ritorno Antonio 31 01 66 e Concetta 28 02 72. Concetta oggi, ecco, per la prossima volta se farei delle domande, vediamo un po'. Quindi scusate, ritorno su alla Concetta che non aveva scritto bene la frase. La Concetta e Antonio se ci sarà un ritorno, perché magari è nuova, quindi Concetta, vediamo se Concetta e Antonio si riuniranno. Concetta e Antonio, vediamo un po'. Allora, denaro e dottore, queste carte qui fanno capire che ci sono degli interessi e qualcuno è stato un pochettino, Concetta, qui ci sono degli interessi in ballo e qualcuno è o in guarigione o ha visto qualche interesse che gli è sfumato in questo rapporto. Vediamo un po' però cosa dicono i carte. Nemica, falsità, la matrice, artista, bambino. Poi fortuna, gelosia, pensiero, donna maritata. Il finale. Allora, vediamo un po' la Concetta che ci chiede con Antonio, giusto?
Esatto, Concetta Antonio. Guardiamo un po' bene queste sibille, facciamoci bene un bel tacco. La geografia, steniamo le vele, perché qui è interessante, è molto interessante, vedo degli sviluppi. Allora, il passato Concetta, anche qui il tipo vale molto, però hai avuto molto probabilmente qualcuna che si è messa in mezzo, una donna giovane che, vedi, con falsità, tu eri qua amatrice molto probabilmente, tu sei qua speranzosa, e all'inizio non è stato facile, nel passato, non è stato facile, e anche qui vedi, si vede amatrice artista e bambino, quindi qui tu eri speranzosa, hai incontrato questo Antonio ed è nato qualcosa. Ed è nato qualcosa di positivo, sicuramente di positivo nel passato, però c'era questa nemica, questa donna che ha lavorato contro di te alla grande e ha detto tante cose che non erano sicuramente giuste nei tuoi confronti. Poi cosa vediamo? Nel presente vediamo fortuna, però dopo la fortuna c'è gelosia. Quindi e pensiero, quindi questa carta sembra positiva, ma con la gelosia, non so se di Antonio o tua, ma presumo che potrebbe essere anche metà, c'è qualcuno che è pensieroso, uomo, e poi vedo una donna, e non so questa donna qua, perché vedo che è maritata, è una donna che molto probabilmente ha dei bambini. Comunque, la situazione è che l'Antonio o tu, ma presumo che se tu mi fai la domanda, c'è molta gelosia, questa fortuna non è proprio una fortuna fortunosa, proprio perché gelosia e pensiero fa capire che il futuro prossimo, quest'unione, questo ritorno è in un certo senso bloccato da una donna che potrebbe essere sposata, ma che, come si suol dire, c'è qualcosa che blocca in modo importante il vostro ritorno insieme. Vedo che la tua gelosia potrebbe essere anche, ma molto forte, e il pensiero di Antonio in questo caso qua, no? E poi c'è questo discorso della donna maritata. Non so cosa c'entra, perché in questo disegno prossimo, vedo forte tensione di gelosia e di pensieri. Quindi se c'era questa donna giovane che ha rotto le scatole all'inizio, nel passato, qui, visto che è un uomo, Antonio è molto pensieroso e anche geloso, direi così. Se invece dalla tua parte devi smussare un po' questa gelosia, però se c'è l'uomo che è in pensiero, quindi si vede che il futuro prossimo presente, diciamo così, la situazione è molto, come si dice, pesante. E occhio a una donna maritata. Ma vediamo il futuro, cosa ti aspetta. Questo è il presente, grande gelosia, fortuna non c'entra in questo caso, pensieri importanti tuoi. Nel futuro invece vedo sempre questa giovane fanciulla, amore e ladro. Quindi attenzione, perché questo Antonio potrebbe conoscere qualcuno che ti ruba la scena. Ti ruba la scena perché si vede che c'è qualcuno in giro, no? Giovane, che viene di nascosto e instaura questo rapporto. Quindi questa gelosia probabilmente potrebbe essere tua, e quindi vedi c'è questa giovane fanciulla che parte da qui da lontano e ritorna, si vede questa giovane fanciulla che instaura di nascosto un amore. Poi nel futuro prossimo però blocco totale di questa persona che entra in campo, vedi che c'è morte, domestico e fedeltà. Quindi qui alla tua domanda se ritorna, io a questo punto qui, questa persona qui nel futuro si bloccherà, vedi? C'è morte, poi domestico, fedeltà. Quindi io penso che potrebbe esserci di nuovo come si suol dire, un sblocco in questa situazione che è data anche dalla gelosia, no? Questa fanciulla che entra in campo di nascosto, perché vedi, si vede il ladro, quindi è lì che lavora e tu non la vedi, ma c'è, no? E però viene bloccata a un certo punto, anche questa cosa qui morirà, no? E poi vedo il domestico, grande lavoro domestico, fedeltà, quindi molto probabilmente ritorna Antonio. E
Scusate, è caduta la batteria. Beh, comunque per finire con Concetta, direi che la situazione a Concetta, vedi, praticamente fa capire che ci saranno ancora dei blocchi, ma alla fine avevamo disgrazie a casa e anche qui lui tornerà alla fine, però devi stare attento perché riceverai dei messaggi che chiaramente sono da non prendere sotto gamba. Bene, cari amici, mi dispiace che la batteria si è, come si suol dire, consumata. Adesso io chiudo qui perché per la prima mattinata è stato molto importante. Sono contento che voi avete seguito il vostro marietto. Saluto le persone, come si suol dire, che si sono collegate, la Mary, la Cinzia, l'Anto, la Rossella, la Sara. Ciao Sara. Sara, purtroppo non riesco a rispondere alla tua domanda, però stasera alla IDE puoi fargliela ancora. Scusate se non posso rispondere a tutte, la batteria sarebbe mezz'ora, abbiamo già straforato i 49 minuti. Comunque ci sarò anche settimana prossima e domani alle 14, non so se ci saremo per via che dei trasferimenti, comunque stasera il De Garda alle 21:30. Vi ricordo 21:30 il De Garda nel canale suo del YouTube, e anche sarà contemporaneamente anche nel mio canale e anche nei migliori gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.